Laurent Brocard, Laurent e Brocard, poi la Sturz, attenzione, quindi adesso questa difficile, eccole, davanti c'è la Brocard, Elisa Brocard, dietro Laurent De Martin, Sturz, Roncari e poi De Francesco. E adesso, signori, si accende al passaggio di metà gara questa semifinale. C'è la De Martin che si porta nella... eccole, davanti ancora Brocard, Sturz, De Martin, Laurent, rientra la Roncari e adesso fuochi d'artificio. E adesso, signori, passano le due valdostane, Laurent, Brocard, Roncari, De Martin, Sturz, De Francesco che ha perso contatto dalla cinquina di testa. E adesso, attenzione, perde contatto un attimo la De Martin che però rientra, si è portata Laurent, retta Laurent, Brocard, Roncari, e queste tre si stanno giocando il passaggio alla finale. Allora attenzione, perché e subito Gaia Wenig adesso, signori, va bene la polizia, ma noi carabinieri non siamo mica venuti qua a lasciarvi strada, è una vita che la polizia ci mette in riga. E adesso cominciamo a fare i conti e la campionessa trentina ha rotto gli integrini e la Wenig. Appaiono sulla carta le tre possibili dominatrici, poi Ganze, le due alpine, Vignaroli e Canclini. Ma intanto seguiamole qua al primo giro, subito messe in riga tutte, la Gaia Wenig, De Bertolis, poi Pellegrini, prova a infilarsi la Canclini, la Pellegrini chiude subito la porta in faccia all'alpina e per cortesia si corre a Belluno e insomma corro in casa, almeno la finale lasciatemela conquistare, ma qua non siamo a giochi senza frontiera, quindi si assegna un titolo oggi per lei, un 2015 non bello, e la ritroviamo gagliarda come si deve. Intanto davanti c'è Ilaria De Bertolis, poi Wenig e Pellegrini, poi Canclini, Ganz e Vignaroli appaiono tagliate fuori. E adesso, signori, si infiamma la gara. Vediamo la Pellegrini che prova a tenere la scia di De Bertolis e di Wenig e ce la fa, attenzione, perché sulla salita la Zoldana delle Fiamme Oro è là che ce l'ha e non è finita, sprint a 3, la Pellegrini che prende la scia della Wenig che però controlla, De Bertolis che sa di rischiare, l'ultima curva, allora De Bertolis, Wenig, Pellegrini e Canclini. E adesso attendiamo la giuria, arrivo di... L'Asia ha detto che andare a sciare sono 4 secondi. Partite!
atlete di questa finale, tutto che Greta Loran, che ha fatto il tempo migliore in qualifica. Ci sono tutta una serie di atlete che oggi cercano la consacrazione in questo ultimo atto del campionato italiano. Loran, Werik, Roncari, De Bertolis, De Martin, in quest'ordine transitano. Intanto possiamo darvi la finale della gara uomini con Sergio Rigoni, con Federico Pellegrino di Van Nöckler. Il titolo del 2013 a Valbondione saprà fare suo anche questo a loro. Se Greta Loran saprà portare a casa il suo primo titolo italiano, se tornerà dopo il 2008, ma la Roncari saprà portare a casa un titolo insperato, e De Bertolis e De Martin paiono tagliate fuori dalla lotta. E adesso, signori, si accende la bagarre in questo finale di gara. Davanti sempre Werik, e adesso sulla salita c'è la Roncari che ha messo Werik, ha preso il volo, e non è finita, però non è finita. Davanti la Werik, la Loran li tiene. Attenzione, siamo al rettifilo finale, c'è da decidere probabilmente solo più il bronzo con questo finale di gara che incorona la Werik, la Loran, la Brocar e la Roncari.